Ecco, da principiare, vi ringrazio a tutti di essere venuti. Bon, sappiamo che c'è di nuovo materia di corso attraverso su ciclo di conferenze, dunque vi ringrazio di rispettare il contenuto dei corsi che costituiscerà questa prima conferenza qui dataci da Giuliano Mattei. Due parole di presentazione, anche pure sì, Giuliano è appena in casa sua qui, posto che è stato un animatore, un monitore di un centro culturale universitario, essendo monitore di sicuro era studiante all'Università di Corsica, è stato studiante in un doppio corso storia e studi corsi, che rammenterà di sicuro a voi altri certi percorsi. E dunque Julien non avrà tempo ha passato su DU giornalismo e corsofonia, DU che ha il piacere di tramandare partendo da quest'anno per 2 anni con una nuova promozione di 10 studenti che hanno avuto la fortuna di riuscire alle elezioni e che sono in onda partendo da studenti. Dunque, Julien Awa è giornalista a Corse Matin dopo i 4 anni, dopo i 4 anni, e a tempo corrispondente di Le Point e di Middle East Eye, un giornale anglofono che sta in Londra, dunque corrispondenza, giornalismo generalista e a tempo a corsofonia che arrega un profilo nuovo che aspiriamo qui all'università sarà il profilo di tutti i giornalisti di XXI secolo, da qui a 15 anni, diamoci con un orizzonte abbastanza ragionevole. Dunque questa esperienza qui comincia a trovare a sua via, uso solco, diciamo in sottanaccio, e giusto appunto abbiamo da sviluppare durante 3 quarti d'ora, un'ora, un parere nanta sa esperienza qui, giovane, ma quantunque che ti dia un bello percorso. E dopo scambieremo, ci diamo all'ingrosso 1 ora e mezzo, 2 ore tra la conferenza di Julien e un pochettanto di domande che voi farete e forza chi parapra un puliamo mica sunia parapra su ciclo di conferenza con i licenzi di studi corsi un puliamo mica sunia più bello inizio posto che entri proprio in una prospettiva che vi interessa qui in termini di orizzonti provvisionali. Vi rammento quantunque è appena qua varetta di responsabili su corso qui che il contenuto è delegato ma a valutazione ma appartiene che siete in dell'obbligo di pidare una pagina di noti in corso qui Cascabecchi usposto sarà in corso e che questa pagina a 4 o più minimo una pagina sarà in un cartolare che vi toccherà a renda verso mesi fin di marzo, principi di aprile e che sarà valutato durante un orale. Tutto ciò che va giudito l'altra volta. Non è ancora un momento, passeremo allo scambio dopo la conferenza. So quasi tutti gli studenti di studi corsi che scrivono un corso. Sicuro. Mica ben sicuro. Vabbè. Dunque, dici a chi vigile su cartolare e che tutto ciò che va giudito l'altra volta è stato trasmesso a Genio Gherardi per apparisce normalmente in un regolamento generale di vostri studi. Pardivi non per mettere a pressione, ma pardivi che se c'è bisogno di qualche precisione mi potete domandarvi dopo un piccolo scritto di riassunto che è un risultato di ciò che vi è stato detto l'altra volta. So di Giuliano, ma resto e ti do subito la parola ringraziando di essere qui in casa Doia. Ecco, vi ringrazio il centro culturale che mi ha invitato per intervenire oggi. Ringrazio noi alunni, noi Monsieur Thier, che ha avuto come professore tutti e due. Per ciò che tocca l'intervenzione, vi parlerò di ciò che lei oggi, ciò che la
poese a lingua corsa in media e ciò che la poese a scrittura giornalistica in lingua corsa. Donc bon, per principiare, due parole che quando Giacomo Dier mi ha domandato di partecipare a una di queste stonde di un centro culturale universitario, un amico che esiste subito mi sono interrogato prima girato a legittimità che l'impunita di avere su genere di discorso in pubblico e ciò che vuoi porre io al suo dibattito gusti assai ilare, assai zeppo girato non ta lingua corsa e a scrittura giornalistica e di maniera più generale girate non ta piazza di corso in media. La città di partecipare, bella sicura, in fin dei conti, patti e condizioni di parlare solo, a parte da un'esperienza personale, in dei corsi matini di poi 4 anni, tanto che giornalisti islingo che campa girato con sa necessità di mettere il corso in corso matin. E poi si tratta manca appena di cercare una parola, di cercare a portare una parola ufficiale a nome di giornale, ne manco di France 3 Corse, di RCFM o da Astri Media che vuoi radiamentare, ma solo un parere un personale, rigacciato da un'esperienza di redattore Kurzov, non ha sa problematica di scrittura giornalistica in lingua corsa. Perché chi è vera di una problematica che si pone ogni giorno e con questioni barrette. Infatti si parla spesso di pratica di lingua corsa parlata che è sempre accala e gira di una popolazione, soprattutto per la gente più giovane. Basta arrivare, mi pare, parlo sotto il controllo di parecchi professori qui, basta arrivare al risultato di un'inchiesta comandata da collettività territoriale di Corsica di novembre 2012. L'inchiesta non ha competenze e l'uso di lingua corsa in una società corsa. Ci siamo parlati oggi, solo c'è una discussione, una ragionata non ha i cifri, per esempio, perché non c'è mica un censo preciso, ma si dice che solo 60.000 persone all'ingrosso, non ho territorio a Corsica, seriano Kurzov in Corsica. Donc, di un cifre che giù a pigliare con assai precauzione, perché non c'è mica stato uno studio preciso a posso ripetere. Ma 60.000 persone, baladi, o manco un livello bidui non ha scala di valutazione europea per le lingue. Non ha l'ingrosso, se non abbiamo l'ultimo censo preciso che è stato fatto dall'INSEE di 2014, non ha l'ingrosso 320.000 abitanti, qualcosa così. Andando a cercare giraggio ancora di più lontano ne precisione, si casca non ha un cifro significativo assai, quello di 2% che di un percentuale, o da solo, dicono alcuni pochi, di trasmissione e corso tra generazioni girato in 2015, quindi rigacciato un cifro rigacciato dal libro di Romano Colonna che è presente, che è stato un professore. Donc il libro con 50 argomenti per ufficialità è uscito mi si pare a fine di 2015 e al principio di un c'è rammentato che su cifro gusti di trasmissione e corso tra generazioni era di 85%, nel 1915 era stato di noi rammentati in un libro, era un'inchiesta nella dinamica di lingue in Francia lungo al XX secolo. Allora, basterebbe forse se due cifre gusti a dare una visione di ciò che le oggi la situazione di lingua corsa in una società corsa.
penso che permette di dare un quadro veramente a ciò che corrisponde oggi all'uso dei corsi e alla trasmissione soprattutto. E nello stesso tempo si vede una strafare di che mentre gli cala l'uso della lingua parlata e scritta, si vede di qualche decennio che ci sono avanzate importanti in certi domini dove la lingua non era tanto prada, o manca a pensarla che la vivesse un giorno una facada. Poi montare per un detto i discorsi ufficiali politici, i linguaggi tecnici, la produzione audiovisiva, amministrazione di collettività locale. Je radio che negli anni 50, 60 anni fa o 70 anni fa, in collettività pubbliche come oggi, per un detto consiglio dipartimentale di Gismonte, che fa già assai comunicazione bislingua di noi, mette veramente a produzione della lingua per AZTC o d'altre collettività, certe comunità di comuni che avevano gli stesso. C'era 50 anni fa, on faceva mica la comunicazione con le due lingue a paro, dire qualcosa. Donc, c'è un ringuarciamento, vale a dire che la lingua che rappresenta assai in che radio all'epoca, parlata di maniera quotidiana, oggi entra in una sfera istituzionale di collettività pubbliche e di ciò che non si vede mica tanto. Esempi, ce ne parlato, di quello di AZTC, quello di un'epoca emerie oggi. Allora, invece, al di là di questa situazione così, in un dominio di stampa, per entrare veramente in un mondo di intervenzione di oggi, la produzione in lingua corsa in stampa è bella più anziana. Bella più anziana, possiamo regolare o manco il radio fino alla tramontana, a fine di Genovesimo, che era il primo giornale in lingua corsa, nel 1896 mi pare, con Santo Casanova. Donc, qui parlo con pochi studenti di studi corsi che si erano a capo di tutta questa situazione così, donc non entrerà mica troppo nei dettagli, ma era si può dire il primo giornale che diede veramente una piazza larga al corso, intanto che lingua di comunicazione scritta. Ma tanto aveva girato un scopo proprio militante a tempo e da stronde già, per fare riferenza alla situazione d'oggi, già si sentiva quando si legge qualche passo, si sentiva già sui discorsi fra i boemi, fra gli editoriali, nanta la lingua che si muore, i lamenti quasi di la lingua, eppure a diavolo edissimo qui. Donc bon, face che di un secolo ne può fare questo passaggio, ma c'è sempre stato sui discorsi allarmisti, un giro a lingua, o manco di voi un 100 anni. Al contrario di radio, ciò che si può pensare, non è mica una due su discorso qui. Eppure all'epoca, secondo radio un studio, torna qui che abbiamo aumentato prima, nella dinamica di lingue, lunga o ventesimo, la trasmissione del corso nel 1896 non era mica quella d'oggi. Se l'era d'85% nel 1915, era mica troppo risichi dicendo che poteva essere anche di più importanti 20 anni prima. Donc, c'est trop di radio dopo un ambito parecchio riviste che sono affacate, per un detto posso dire l'esempio di Agispra nel 1914, di Amouvra dopo con Pedro Rocca negli anni 20, l'anno corso che è venuto appena dopo, e parecchie altre riviste e giornaletti che erano una produzione regolare in corso, che non è mai piantata fino a fine di XX. Qui c'era un bello studio che era stato fatto di noi, una rivista Etude Corse, era un numero 64 per la riferenza del 2007, e di maniera paradossale Radio
era quando principiava proprio a galà da illuso la lingua che si sono fatti progressi per lo sotto il controllo qui di noi di persone che hanno campato seppia qui era quando principiava a galà da illuso la lingua nella società che si sono fatti progressi assai in stampa televisiva, radiofonica, passando da una scrittura militante di radio e intellettuale, spesso, a produzione letteraria. E siamo passati a una scrittura giornalistica in lingua corsa. In 1981, mi pare, 1981 nasce piuttosto France 3 Corse, poi dopo RCFM l'83 con programmi già che erano in lingua corsa. E più andrà, più crescerà a corsofonizzazione di l'interne a livello torna a guida stampa audiovisiva. Molto più di poi la creazione di Biastella a nuova formula di France 3 Corse nel 2007 fino a sbucare oggi programmi d'animazione stanno usando un corso ma soprattutto a livello giornalistico di noi edizione di giornali in corso per via di una convenzione cioè rammentale per via di una convenzione di servizio pubblico con la collettività territoriale di Corsica. Donc qui sempre con l'aiuto di radio di pubblico, ma oggi anche da media più chiusi come Telepaese, per un detto o qualche radio locale, penso per un detto a Radio Calvi Citadelle, che hanno veramente un contenuto e un'andatura micro-regionale. Propongono emissioni, programmi di lingue ogni giorno, sempre in dominio dell'audiovisivo. Quindi forse l'usegno è una questione che si può porre, l'usegno di una lingua sempre capita quando è parlata, ma poco letta, con mica troppo veramente un pubblico nel dominio di scritto. Donc sarà una delle regioni che fanno che il corso forse stradieglia assai più a trovare una piazza più larga nella stampa scritta. Per via un'espressione giornalistica, non è mica un scoop, la lettura domanda un sforzo di imparare di capire più importante che il parlato, domanda di noi una formazione, spesso. E ci rimanda sul fatto che ai limiti di una società che oggigiorno non è mica bislingua, che ha occasione a diventare forse bislingua e che anni fa on sabia e spesso cioè rammentalino un po' imparare la lingua scritta, ne manco parlata a stronde. Pone subito una difficoltà per ciò che tocca a stampa scritta, perché quando si parla di scrittura giornalistica definita di maniera precisa, perché c'è una definizione di ciò che è la scrittura giornalistica, non goige di deontologia dei giornalisti, che sono andato a cercare perché chi mi ha approntato con tutta pena per far piacere a Giacomo Diera. Ho cercato appena su goige di deontologia e si domanda da me, qui ne faccio agitazione, regole e codici specifici per ottimizzare la trasmissione ai lettori. Tanto per ragione a minta di prima, a fa che hanno parecchi inciampi radio a scrittura giornalistica in lingua corsa. Cioè la sabella, cioè rammentala torna, scrive in lingua corsa di addirizzarsi solo a 20% di un litterato potenziale. 20% di un litterato potenziale. Il cifro mi pare che è abbastanza significativo. Quando si piglia la popolazione di Corsica, cacciate quello consumi a Corsovoni,
di un in grosso a suo cifro gusti, secondo sempre pieno precauzione, perché il suo cifro guidi è 60.000 logudori, non può mica essere preciso. Di ciò che di ambientato in parecchi studi, ma c'è sempre una ragionata in giro su cifro qui. E se riano da stronde, quelli che si riano capaci a legge. Che si riano capaci a legge. Dunque, per quelli che vogliono legge, di tornano a strafare. Se oggi è una strategia di conquistare un lettorato di difficile assai. Tanto un media, un'intrapresa di stampa scritta che ha per scopo di fare comunicazione e più udienza possibile, in una logica, cioè di rentabilità, perché è un'intrapresa privata, di maniera generale un giornale di stampa scritta, non si può permettere di schizare l'80% di popolazione. Baladi, per il caso di Agur, si ha 260.000 persone all'ingrosso. Ma non parla dalla scuola di giornalismo, quando ho fatto UDU, nei primi corsi, che un'intrapresa di comunicazione si iscrive per definizione per essere letto. So che quando scrivo un corso, non è mica esattamente il caso. Per fare un paragone, puoi radiovare una riverenza scientifica. Si può ammentare i lavori di Claude Shannon. Claude Shannon, che era ingegnere americano di principio del XX, forse quelli che hanno lavorato nella strategia di comunicazione, l'arnese di comunicazione, avranno cercato appena a conoscere perché chi si è giocato di sua teoria, di suo concetto, di quello che ha concettualizzato il schema di Shannon negli anni 40, che è adoprato prima per scienze meccaniche, matematiche, per comunicazione tra le macchine e radio, è stato adottato dopo per scienze dell'informazione e della comunicazione. Da di forse o di Giuledia ci parla di meccanica, messa in sposto, una presentazione in giornalismo, ma è importante da mentare questo esempio gusti, posto che ha spiegato come funzionava di maniera chiara e semplice assai un modello di comunicazione tra un emettore e un ricettore, che manca appena complicato per via di un mezzo di trasmissione. Aperte da un momento che l'arnese di comunicazione per far passare un messaggio, donc a lingua corsa, in suo caso gusti, non è mica, un po' mica essere capito da tutti, il radio che pone subito un problema e fiasca un modello di comunicazione come è stato concepito. Tanto quando entra a lingua corsa in un media di stampa scritta, più che in altri media radiofonici o televisivi, lo scopo della comunicazione è ben sbagliato di maniera logica e naturale. Si casca il radio in una specie di tensione e ha speso, come lo si è visto fino a ora, una postura militante che consiste a mantenere la presenza della lingua nel giornale, sapendo che ho scritto sarà letto poco, di quelli che sono scritti in francese. Una mente radio manco un caso di abruzione radio letteraria in corso. Un editore che conosco mi ha detto un giorno, qualche mese fa, mi ha detto: sai, Giuliano, quando un libro, un corso, un romanzo si vende a 300 o 400 esemplari di un bestseller. Ma non è esattamente così. Eppure lo studio torna per fare questa riferenza qui, lo studio della collettività territoriale di Corsica di novembre fine 2012 dice che il 20% degli interrogati, mi pare c'erano 200 persone, qualcosa così, non più cifro esatto un capo, diceva che il 20% degli interrogati per su sondame questi dicono che
abbiano letto manco un libro un giorno in lingua corsa. Donc si pone una boghi questione non sta a fare qui. Per questo che oggi a società non essendo mica bislingua, non si vedrà mai un giornale di informazione mica militante, stanno usando una lingua corsa. Pare logica. Si vede anche da strong che anche i giornali militanti, a Ritti, o Riombo, commento qui, che è presentato, o d'altri non so mica usando una lingua corsa. C'è l'editoriale e certe volte manco. Si vede ci può essere un titolo, chaque prima pagina, che usato il titolo in francese e se lo si può, il titolo in corso, capisci il più possibile. Dunque, pone una boghe di difficoltà e dunque è quale in grosso i radio a situazione di un corso una stampa scritta. Eppure, ciò rammenta la ENU manca né a primura né a volontà di voler fare di più un corso, malgrado questa situazione giustizia e difficoltà, cioè a dirla. E tanto che posso principiare veramente a parlare proprio di mia esperienza personale, che ho cercato di mettere un quadro generale e la mia esperienza per parlare della mia presenza nel corso matin, dico che faccio questa redazione così di 2013, ma non ho mandato subito, quando sono giunto al giornale, di Ribia con Diana Zaligedi, a cronaca di domenica fatta prima da Pedro Giabrini a Di La Franca. Dunque è stato durante 2 anni l'unica produzione in corso di Corso Matin. Digeremo per o simbolo e a possibilità di noi una forma d'alibi, cioè a dire, per la causione. Fino a così, dunque, il radio non dai noi sotto il sole, si è fatto il radio, ciò che ha mentato prima, ciò che sarà sempre fatto in stampa scritta corsa, a cronaca, uietto, l'editoriale, che è sempre firmato fatta vini il radio un pare personale, come lo si ritrova oggi in Parole de Corse, in un magazzino Corsica, da giornaletti. Ma mica proprio una produzione giornalistica, vale a dire un racconto di fatti e di informazione, con l'analisi, una scrittura che è neutra, con da mi compare. Donc pone la questione, cioè di noi, di un statuto di un corso una stampa scritta. Perché? Perché chi così non c'è mica stato progressione di betta ciò che si vedeva prima. Ritroviamo lo stesso contenuto a livello di forma e di fondo, ciò che si vedeva al principio di un XX. Era sempre un modello di tramontana, di quando in quando a fare anche una produzione letteraria, qualcosa così. E si è francato proprio un passo, penso, di luglio 2015, con la nascita di settimana che veniva rimpiazzata la Corse Votre Hebdo, donc una pubblicazione di Corse Matin, diretto da Antoine Albertini, e di poi dando a questa cronaca di domenica, che ha presentato qui, mica avevo piacere di familiare dappertutto. Dopo questa, si è francato un passo e si è aggiustato veramente qui un articolo dopo di stampa ogni venerdì. Il radio di un appuntamento settimanale, come Luigi usa il nome, e non era più né un biglietto né una cronaca, era qualcosa che era già stato fatto in radio appena in un magazzino Corsica che è presentato qui con Pierre Negrel negli anni 2007,
fece articoli veramente di vondo, cartolari, in corso ogni mese, non ta parecchi soggetti di vondo, come per un detto, Giradio non ta a fine tranquilla di giudei in Bastiglia, di qualcosa che domanda un lavoro veramente giornalistico di vondo. Non t'ha parecchi soggetti, ha fatto inchieste, non t'ha comunità israelita in Bastiglia, non t'ha abolito, ha parecchi affari veramente di produzione in lingua corsa. E di Radio Fendo così si mette proprio il corso a livello di francese, per espressione giornalistica. Fendone un arnese di comunicazione, fendo bassa un'informazione, mica solo un parere personale. Quando mi hanno messo in carica di questa pagina in corso di settimana, mi sono interrogato per sapere che senso ci voleva dare a questo articolo gusti. A livello di udon, noi girati di contenuto, di vondo per tagliare la corta, ha giovata scelta di cercare una famiglia differenza tra il corso e il francese per far bere giusto appunto che la lingua poi parla di tutto, che mi sembra importante, e a livello scritto in noi, perché qui non si era mica fatto fuori di qualche produzione che abbiamo intentato da ma fuori di radio a stampa audiovisiva non si era mica fatto in qua. Tanto ogni settimana cerco di fare qualcosa che aveva drôle a Piazza in francese, in un giornale qualunque, baladi, cerca di portare un'analisi, a fare interviste di scientifici, di politici di ogni campo. Ho fatto qui poco fa qualcosa, e qui si vede come stato non è mica capito spesso, non c'è scelta di interlocutori, certe gente sono sempre a domandarsi perché chi tale politico parla di manca o di dritta, parla corsa, eccetera. Qui ne porterà di obo, ci porterà di e partecipe di agreo a normalizzazione della lingua, tanto a livello di vondo che di forma. Fa vedere che si può mettere il corso come lingua di comunicazione giornalistica, e sono oramai 2 appuntamenti in corso, come ridrò nel giornale. Donc c'è una piccola progressione, pur se lo si può sempre fare di più. E in più facciamo girare dunque testi corti, brevi, indiscrezione, piccoli testi in corso, cronache letterarie, soprattutto per valorizzare appena la produzione letteraria che è fatta. E dunque la durabilità dei piccoli testi, soprattutto per abbezzare il lettore. Di settembre, per un detto, ci ha aggiustato una cronichetta di radio. Non ha i fatti di scienza, perché chi era un dominio della lingua corsa non era mica veramente presente, per cercare lo scopo era di cercare a rispondere ai domande come un si buone manco un francese, perché un mare è salito, per un detto, a fare così che parano abbastanza semplice, ma che non usa. E lo scopo era di dire in corso per andare di nuovo a cercare un vocabolario nuovo, della salinità, tutto questo, che non è mica sempre maestrato, e permette di andare di cercare di un impiega mica il vocabolario di ogni giorno, e di cercare veramente un lessico nuovo in lingua corsa di noi. Pur radio d'altri domini, di piante o d'altri che voi potete immaginare, perché per esempio perché il girasole cresce sempre per il sole, una questione che non usa rispondere, e qui il radio permette questa piccola cronichetta
di educare in maniera ludica in radio, con testi corti di 500-600 segni, un altro pubblico, cercare un altro pubblico e soprattutto a livello di scuola, perché di noi ci porterà di una domanda che sa fa, dove testi da poter lavorare in corso, in lingua corsa, non ha una produzione nuova, considera amica letteraria e considero amica di maniera generale in lingua corsa. Infatti c'è dunque un'altra difficoltà di rendere il corso attrattivo e girare per i lettori. Quando si sa che, secondo gli studi che sono stati fatti, gli articoli lunghi, passati 3.000 segni, sono letti solo da metà di lettori. Questi sono i cifre che sono dati a livello nazionale dai sindicati di giornalismo. Dunque più è letto, più è lungo, meno è letto. Mi pare logica. Potete fare l'articolo più interessante che volete, l'inchiesta mettendo a palese affari straordinari o trovare scoop girato che volete, di così più è lungo, meno è letto. E la scrittura giornalistica in lingua corsa appare meglio di non tenere conto di suo fatto qui e di comportamenti dei lettori, cercando di adattare con formati più corti, ciò che abbiamo detto prima con la cronaca, non la scienza, e con formati ridicoli di noi, perché si vede che pure a livello nazionale, non ha siti internet, basta vedere i siti internet dei media nazionali, per vedere che cercano un altro contenuto, perché c'è un modello di consumo, un modo di consumo dell'informazione che è cambiato. Dunque, abbiamo avuto radio quando abbiamo fatto parecchi affari non o lessico di Saint-Valentin di maniera appena ironica radio abbiamo avuto più ridorni con che con l'intervista di Emile Zuccarelli non la Igida che dice che affari assai interessanti da stronde ma abbiamo avuto più ridorni con questo affare qui che era radio più leggero non a Saint-Valentin che non un'intervista di fondo che concerne un problema di società che fa i battidu. Donc si forma di radio corti qualcosa che bene di più una stampa scritta, soprattutto non internet perché chi agisce di un altro modo di consumazione dell'informazione, ma in corso di radio che ha gustretta è doppia. Quando si sa che in francese un tempo passato non ha stampa scritta e di 20 minuti per ogni persona ogni giorno, da stronde, di ciò che ha dato nome al giornale 20 minuti, e una scuola più importante di scrivere in corso per cui domanda una capiscitura d'orna più lunga e Gerardo dice dall'estremidente di ognuno e torna qui, scrive in francese, di già una scommessa e è letto. Pensate appena con una lingua radio minorizzata, pone difficoltà astre. Invece, quando scrivo, ma non parla dalla scuola di giornalismo di noi, quando scrivo per essere letto, voglio essere letto e ce n'è che fanno lo sforzo, ma di regola un media non deve mica domandare di fare un sforzo così tanto. Basta avere ciò che li fanno la giornali di stampa quotidiana, regionale, in regione, dove lingue dette regionali, e insisto non a fare qui perché c'è Romano Gulona che è qui presente, che mi ha dato se mi sbaglio. C'è una produzione in nostri media di regioni girata a identità forte con una lingua. C'è un telegramma che va appena girato un britanno, ma traduce l'articolo in francese, per la maggior parte, per conto mio, non mi pare mica essere la soluzione una. In una società che cerca di girare a minimizzare ogni sforzo, si va subito perdi il francese. In francese lo sforzo è
più debole. E pur usare bislingua, vi faccio anche una confessione, sono sorpresato che c'è un testo, un corso, e accanto un testo francese, è stato 2 minuti belli e avere l'informazione presto, un mille di un francese. Per la sicura c'è sempre girato qualche irreduttibile per andare in lingua detta regionale, ma l'impatto firmerà minimo. Dopo un resto di stampa francese, c'è il Corriere Picard, mi pare che fa ogni anno un numero bilingue, o anche stanno usando un Picard, mi pare. C'è di nuovo il Journal du Pays Basque, che tra il 2001 e il 2013 di giocato cacciava un supplemento gratis, stanno usando in lingua basca. Si chiamava Minza, mi pare, se ne pochi conoscono, so che sono pochi specialisti del paese basco qui. C'è anche il settimanale Eria, che dirà il più vecchio giornale basco, creato nel 1944 da qualche militante, un basco, ma che stradiese a Montaigne un lettorato, campo girato con la rugati, all'ingrosso ha fatto una ricerca, cioè all'ingrosso 2000 rugati, ha spesso militanti in più, che non bastano per assicurare la perenità di un giornale a livello economico. Si è arrivati che per la stampa scritta, mica subvenzionata, mica militante, è difficile esistere di droit e soprattutto d'allargare l'uso pubblico in una lingua minoritaria. Pour guardare la lingua corsa di AZTC, che cosmatin per portare non t'ho usato, veramente cosmatin ha firmato la guerra di luglio scorso, abbiamo cercato a francare un altro passo. I titoli di rubriche su bilingue, i nomi di luoghi, abbiamo cercato di fare ogni tanto in noi, donc l'abbiamo inventato qualche cronaca letteraria, non ta giochi esce a livello di abruzione, di case di edizione locale. Ciò che non era mica un caso fino a ora. E da stronde c'è anche un vantaggio girato che ne avevamo di beta a stampa audiovisiva, parlando con i colleghi di BHT, di RCFM, mi sono visto che più va e più stradiedi hanno a trovare interlocutori bislingui di più scarsi, non tutti terreno per fare i soggetti. BHU anche poi di cascare in un riporto di BHT, la dire che i soggetti è fatto usare un corso, ma con l'intervista quando ha fatto con una persona in francese. Donc c'è questo problema di risorse umane, della società con mica bislingua, e un problema che è fuori di redazione, di stampa, e anche un altro, che tutti i giornalisti non sono mica bislingui e certi facciano una traduzione bell'astri. Invece per la stampa scritta, la difficoltà questi di droit interlocutori corsovo non si pone mica. Non si pone mica perché i giornalisti, se le corsovono, potrà usare. E da stronde ciò che faccio a maggior parte del tempo, per gli articoli, le interviste, impone una carica di lavoro in più, cioè a dire, e tanto un giornalista gira di improvvisare, diventa di noi traduttore. Permette di va assai a fare, per un detto ha fatto parlare solo per storietta e radio a Xavier Bertrand un giorno, che era deputato di Repubblicani, cascavano per una riunione pubblica in Lumio, e li vegia di in corso qualche giorno dopo che le racconta la goviglia di un corso. Forse appena dispettoso, non era mica troppo contento, ma chiamato di noi per continuare la storia, ma era solo per magagna. E donc permette di ammentare ciò che lì girato a piazza il corso
in una sfera economica, che è una scommessa di noi, mi pare di Siboghi anni. Scrive in corso di noi sapere che non è mica possibile di va a prima pagina e di trattare l'informazione centrale di un giorno in corso. Perché? Semplicemente perché di un'informazione che ha una piazza larga, importante e alta, una gerarchia di informazione che deve essere capita da tutti. Un po' mica come si può arrivare a reso conto di una sessione dell'assemblea di corsia senza un corso. Mica a livello di competenze di persone, ma sempre con questa difficoltà che di droit un lettorato. Oggi un'intrapresa di stampa, una mica interesse economico a fare in lingua corsa. Un turista, per un detto, una bueria capì, mi pare logica, fuori di una questione di immagine, perché chi marcava di noi di va appena un corso no media, ma a lingua corsa una mica costi, una mica valore economico, andando anche di più lontano in radio, per si tempi di crisi economica e di crisi più generale di stampa scritta, diremmo che di anche un risico economico di cercare a fare di più un corso. Si dai ad una parte di un lettorato, di giocare di una metà do primo, si famosi 20%, con basta non assicura di girare un lettorato e a mantenere un livello di rentabilità di un media. Si dai a fare di più un corso, fare un corso matin, sans usare un corso, si dai a una parte di un lettorato, si tempi che giusto appunto non si cerca manco più in radio, in si tempi grisa di stampa, non si cerca manco più a vincere le torri, ma a un perdere mica di più. Molto più che ciò a dire in noi, non so mica persuaso che a domanda di lingua corsa in una stampa scritta sia importante assai da parte al pubblico. Per pigliare i cifri che siano una gria significativi, posso ammettere quello di cronache in corso che sono messe in linea nel sito internet del giornale, permette di pigliare appena la temperatura, nel sito di corsmatin.com a cronaca di domenica e fra gli articoli i menuletti di domenica. Esempio, ho domandato un po' di cifre al servizio web radio di Corso Matin, a cronaca di l'8 d'agosto scorso, dove davamo barre nelle elezioni presidenziali, ha fatto i cifre esatti, 160 click su Facebook, 40 nel Twitter, per all'ingrosso 1100 viste. Ciò che un'onda di beta da articoli in francese, ma dipende in di uso dietro, che ci la rammentale, cioè sapere interessare la gente, cioè sapere conoscere il modo di consumo di informazione, per un detto quella a cronaca di domenica prima, di fine di luglio, a bomba muglio di UFLNC, di radio, ha fatto 2318 click nel Facebook, 148 nel Twitter, per all'ingrosso più di 4000 viste dell'articolo in linea. Donc qui si vede che c'è una piccola progressione, comunque è normale, ma il radio ferma poco, come l'ha detto prima, di betta l'altro articoli che fanno assai audienza, come la rubrica Fait divers, e per aumentare un'attualità che abbiamo conosciuto poco fa, per l'articolo non ha l'affare di Cisco, gli avvenimenti di Cisco sono più come la chiamali, abbiamo fatto 1.300.000 click in una giornata su internet.
non siamo mica troppo nella stessa proporzione, ma qui di noi abbiamo fatto, direi, appena straordinario. Ma tutto che per dire che in corso di regola l'audienza è appena più debole, dipende dagli studenti, ma di regola siamo quantunque esattamente. Pur se la l'offerta, posto che il contenuto è messo usando in corso, non tosido, accessibile e gratis, cioè con un micro caso dell'articolo in francese. Medio, torna per portare il radio nella esperienza, certi internauti che vanno a avere il sito internet, a consultare il sito internet di Corso Matin, che vedono che c'è una cronaca in corso che si fa, mandano anche email a un giornale domandando la traduzione di un testo da quello in francese. E pur, secondo studio di novembre 2002 di AZTC, aumentato prima, 90% di sondati dicono che l'Iole non è una società bislingua in Corsica. Bon, dopo, le persone che mandano email di Corso Matin sono forse mica rappresentative dell'insieme della popolazione corsa, avevo concedo volentieri. Ma mi interrogo proprio in questa domanda di lingua, in questa brama di lingua. Cioè, dico che a livello scolare, parecchi professori di corso mi hanno contattato perché li mandi emocronache, ma soprattutto l'articoli di stampa e di mondo giornalistico da poi far lavorare i scolari. Non pensavo mica a principio, ma mi sono visto che poi hanno giocato tanto d'arnese pedagogico, che il linguaggio giornalistico era forse di più capiscidoso, accessibile che la produzione letteraria. E sono stato incostunato da stronde di scoprire qualche mese fa che mi avevano sciaccato una cronaca in un manuale scolare per 10 anni. Donc bon, a dire la franca mi sono appena inquietato, mi ha fatto aussi pressione appena strana di vecchiaia, di avere già compiuto a morire, e tanto mi è venuta appena una forma d'angoscia. E dall'altra parte vuoi che ci può essere per la bene una progressione di un lettorato in lingua corsa. Perché? Perché difatti se i più anziani parlano corso, non sanno mica sempre leggerlo. Invece i giovani, per la maggior parte che hanno seguito una formazione in corso, non parlano mica, ma usano leggere, sono capaci a leggerlo. Quindi noi, il lavoro di formazione che è stato fatto di parecchi anni, l'hanno imparato in scuola, e la formazione gli permette spesso di radio sagabicidura di scritto, pur se non parlano mica. Figliando torna i cifri di radio che possono dare informazioni, si arriva appena su proposito questi, i cifri di Villiers e Wiesling, e di radio che c'è anche da sperare, perché non c'è mica essere troppo pessimisti di noi. C'erano nel 2000 1151 idee in scuole mislingue. Ce n'era 9010 nel 2015. Per questo ci possono essere risorse per un lettorato girato per l'anno di bene, no? E sarà forse girato l'imbusca maggiore di Siboghi anni, e se capace a interessare, a addirizzarsi di noi a queste generazioni nuove, proponendo i formati studiati che li convengono, e ad essere un pubblico nuovo per la lingua corsa. Fuori di scrittura giornalistica ci sarebbe anche una riflessione, forse a mettere un ballo, a dire perché è un parere personale, non ta letteratura per la gioventù, che principia, che sa fa, ma che verma sempre scarsa e radio. E sono forse bie veramente da sfruttare, da che la lingua trovi veramente un lettorato nuovo per l'anni che bene. Per ammentare un'altra parte di mia intervenzione, per entrare in un altro proposito, cioè di chi scrive in lingua corsa in immediata e di non essere girato una sperimentazione quotidiana.
e di noi si capace di avere i dorni di un lettorato che sono forse più vivi che per il francese. In quasi 4 anni mi sono visto che il grado di tolleranza in corso era più debole. Basta sentire di quando in quando un forum di RCFM per vedere che c'è questa problematica di noi. Pur se lo c'è meno lettorato, il grado di tolleranza è più debole. E quando scrivo in corso non si può mica va sbagli, così no c'è un tale che da chiamare per dire che non si dice mica così, di un famoso di in me non dice mica così ma ognuno può dire ciò che vuole. E per esempio gli impresti inglesi sono meno tollerati mi si pare in corso. Ci sarà forse un problema complesso di betta lingua perché un po' mica problema di parking in francese invece che esiste parc de stationnement che non muoisce la strada ma in corso c'è di parcheggio e un giorno per Asturietta e Geradio per stuzzica appena volia scrivere forse appena di maniera appena rispettosa mi volia scrivere qualcosa del genere un l'altro giorno dire in guardato un parking di qui che come scooter per andare a cercare un hot dog e 2 nuggets e andare a fare una partita di PlayStation. In bulidia au corso così o francese non la stessa frase. C'è un amico che mi dice no ma non fa mica così, on la fa mica, t'ha una casca tutta addosso. E invece l'inglese gli dicono rendezvous, gli italiani dicono computer e senza buone esecuzioni di impresti. Altro esempio, campato, di una storia campata, mi toccava scrivere una cronaca ghigliottinée che bene per fare un piccolo rammento storico dall'autore Joseph Ignace Guillotin all'epoca della rivoluzione e un giorno una cronaca faccio la scelta di scrivere che uno di poi non so mica esattamente perché in che contesto era stato ghigliottinato che aiuterò da strano una parola che aiuterò un dizionario corso e come Baria manca appena dato e Berra ma ci volia scegliere perché chi scrive di noi soprattutto in un media di fa una scelta magari ci porterà di noi appena più tardi tanto si è ingaggiato quando ha impiegato questa parola giustizia si è ingaggiato con un lettore per mail una ragionata d'una settimana per sapere perché chi non aveva mica scritto Scaba invece Scaba corrisponde a un fatto di Dayauga semplicemente decapité in francese ma con mica una sentenza come la ghigliottina con non corrisponde mica a una condanna che fa così riverenza a un'epica che la gesia per sedere che la gesia un dibattito tanto meglio ma fa vedere che su comportamento così fa vedere che c'è sul rapporto alla lingua che deve essere scomplessato per normalizzarla un sbaglio, una coquille, come lo dicono nel linguaggio giornalistico, che un articolo in francese, un'inversione di lettere, qualcosa che va in maniera regolare, un sbaglio di conjugazione che accade spesso, che quando si fanno le cose appena presto, essendo obbligato da tempo, è meno rimproverato in francese che in corso. Cioè essere negociante e per questo come mi faccio sempre parecchie riletture per articoli in corso così no non ci sortiamo l'impatto non è mica lo stesso e si sa che lo sbaglio un corso può indignare di noi c'è questa responsabilità penso può indignare la diffusione di questo sbaglio in un media e molto più quando i testi sono pigliati per le scuole con un obiettivo di pedagogia. Dopo c'è anche la questione di radio complessa assai di vocabolario. Non so mica persuaso che oggi
abbiamo tutti irlandesi, tutti la trazia mani di radio, da poi trattare ogni soggetto in corso come un francese. Manca di sicuro, i radio un lavoro non ta neurologia, non ta lessico. Esempio, faccio un soggetto non ta a grisa di rumens sulle, bon, qui un'accademia in Corsica, donc bon, siamo quanto appena risparmiati, senza avere tempo di riflettere 3 giorni, come dico, le tri. Guardo appena no dizionario, cerco di avere una parola che passa, guardo a cernuliera, non mi capisce, sommetto che manca a pensare che perdo le torre subito, sommetto che pone una difficoltà di capiscitura. O scopo, un'emica di legge è l'articolo che il dizionario accanto. Avevamo la teoria di 20 minuti, se io dico consacrare a radio 20 minuti all'informazione, non è mica perdere 5 minuti andare a cercare il dizionario, mi pare logica di no. Allora, come dico, le tri, certa di rumensule, certa in rumensule, cioè a trois, j'ai radio una berrivrasa, perché ho pensato anche a dire udri, ma perché non è buono di udri, ma di francisato mi pare manca appena dato. Altro esempio, per il trasporto marittimo, l'affare di SNCM, redressement judiciaire, un vocabolario assai tecnico, complesso, amministrativo, liquidation judiciaire, per il giradio numerico, come dico, le haut débit, l'alto flusso, c'è questa parola che a momento dato si è affacata, come dico, le wifi. Sono parole, espressioni che spesso mancano, che sono mica definite e istituzionalizzate, cioè la inventare, imprestare, donc io mi pongo mica la questione, scrivo wifi. Ne boghi, non reda i casa, a livello di capiscitura, non sono mica sicuro che può passare. Donc, sono parole che la inventata, a imprestare da altre lingue, posto che storicamente non fanno mica parte di un paesaggio linguaggio corso. Ricco assai per il dominio di un diritto, per un detto, per il pastoralismo, la politica, ma mica per nuove tecnologie che dicono un linguaggio che è inventato a livello mondiale. Ma non tocca mica a me, intanto che giornalista, a inventare queste parole. Perché sono giornalista, non sono mica linguista, non sono mica professore di corso, né capace a fare i neologismi e soprattutto a assumere questa scelta e questa responsabilità. Tocca, io penso ai scientifici, ai gente che amministrano veramente la lingua, che lavorano a fondo, tocca a loro a farla. Il giornalista corso non è mica qui per creare, per inventare il vocabolario, ma per assicurare la diffusione e popolarizzare le parole. In tutti i casi, di la maniera che concepisco il ruolo di giornalista in una società bislingua. Dunque, facendo così, quando più la responsabilità, perché è una responsabilità di scrivere il wifi, facendo così, il più una responsabilità che il giornalista che scrive in francese non ci pensa manca appena. Donc c'è di noi su scopo di costruzione, di riflessione, non a maniera di popolarizzare le parole e con tocca mica un giornalista di lingua fa. Per compiere, di radio che scrive in corso, pare logica, non è mica scrive in francese, per tutte le regioni che abbiamo intento prima. Di un'evidenza, impone in conto il radio fattori barretti in una lingua minacciata e minorizzata, mica minorizzata, di noi, di fatti, impone di noi di adattare la sua attitudine professionale e avere difficoltà sarà di trapassare tutto questo. Invece non si tratta manca appena di girare di schisa responsabilità che la stampa ha in quanto a diffusione, a promozione della lingua. C'è una responsabilità a scoperta di lavoro e si vede che iniziative
soppiade non tabaretti supporti e chi ha stampa audiovisiva, a stampa scritta con difficoltà astre e più importante forse è capace a pigliare di noi, ma ferma tributaria di barrettiatori e di l'educazione, barrettiatori universitari a sujadio e a suja stessa di noi, se lui questa domanda, sa brama di lingua, c'è qualcosa che si può fare di maniera più importante e andando di più per di radio supporti che siano i lingui. E per fare appena girato la fariseria ha cercato appena dopo aver lavorato in questa intervenzione qui mi sono detto che c'era qualcosa un corso che oggi si basa non è mica non ha inventato nulla di un filosofo Edgar Morin qu'on a parlato tanto dans la corsica e qui on si tratta manque appena di corsica ma è lui che diceva lorsque les traits d'une certaine identité sont bouleversés par le déferlement d'une civilisation qui homogénéise tout, il y a une sorte de sursaut. E penso che questi pochi anni e ciò che la conosce a Corsica diventa la sua lingua. C'è una rama, comunque, c'è una dimerta di costruzione puro a livello politico di linguismo e la lingua è una parte importante, fondamentale dell'identità, ma di noi è una problematica che deve essere trattata di maniera globale e girare mica solo, bella sicura, mica solo per via dei media. Dell'educazione, ne manco di politiche linguistiche o dell'università che ha di noi in carica di costruire sul linguismo e tutti la tratti l'arnesi che noi dobbiamo avere e mettere a disposizione per la promozione della lingua. Donc, a bareme a responsabilità dei collettivi e a stampa bella sicura può accompagnare a costruzione a scoperta di impegno di responsabilità può accompagnare la costruzione di un linguismo ma dice radio per compiere un po' mica costruisce e la sola o linguismo tanto penso che abbiamo fatto girare la questione per ciò che mi concerne dice radio e se avete un'epoca umana ci rispondo volentieri e so posso. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Prima di tutto mi capa montaglia a sega perché io non sono studente nostro, siamo parecchi a l'usuità, ma Giulio Matteo mi faceva piacere di dirla, faccio esempio di noi per tutti gli studenti di studi corsi e chi sono qui perché ha avuto un bel discorso e all'epoca crichinava e si lagnava quando ci voleva fare un disposto di 20 minuti, ora ci parla più di un'ora così senza note, dunque è fatto di valutazione appena e ti felicito. Comincia a dire l'affare di quelli, proprio quelli perché l'ha detta Giacomo hai fatto un specchio assai largo di media, dunque ci saranno tante affari ed è assai attivo e nasce un contrasto sui dibattito e non sono mica consento con tutto ciò che è stato detto ed è buon cosa, forse ci vorrebbe un caffè se da tempo un'oretta ci bigliamo per discorrere mica qui, ma giusto all'infuria, forse ci sarebbe da discorrere non da tutta la problematica che ti hai ammintato dicendo all'ingrosso, corso matin all'ingrosso, alla corte un po' mica troppo scrivi in corso perché non si legge mica, ma qui punti leggi, palesi, tutto il problema dell'offerta e di domanda che non si può mica riucce unicamente a corso matin, un po' mica scrive in corso, se non la fare un mica detto, uno di forse di qui, i più giovani forse mica, ma tutto il mondo avrà in capo qui, tutti in giù, immagine di ville, ma di centinaia e centinaia di metri di giovani di 15 anni che facevano a villa per comprare l'ultimo Harry Potter in inglese, quando lui uscì in inglese, libroni di in Francia, dico, libroni di 700 pagine o 800 pagine in inglese. Dunque, quindi un lungo dibattito tra l'offerta e la domanda e io penso che questo matin abbiamo capito di un media privato
ma di uso quotidiano, dunque da una carica simbolica a livello di lingua e una carica sociale tremenda, che non si può mica riducere a conto me di 180% della popolazione non capisce mica perché non so mica Alain, Diago, come lo si dice, il serpent che si mord la queue, ma il problema è se in una politica di normalizzazione, se un media immediato non pigliano mica in carica una parte maggiore a livello sociale, beh, si indebolisce la lingua in modo generale, pur se non sono mica isolatori, tanto si scrive di meno in corso, tanto si legge di meno e viceversa. Boh, ma ne discuteremo un'altra volta. Non ha l'affare di un tono di lingua impiegata in corso in francese, e io non leggo mica tutto in corso di un corso matin, ma ti souhaito e ti leggo appena, trovo alle volte che di lavoro anche tutto c'è un tono appena più sciolto, appena più libero in corso che in francese, che meno normativo mica a livello di impiego di parole, ma non ha critica, non ha scherzo, e penso un affare, qui c'è va appena all'incontro di ciò che tu dici, forse non ho capito ma penso a un dibattito di municipale a livello sociolinguistico, mi pare interessante, che c'era stato al secondo giro tra Gilles Simeoni e Emile Zuccarelli, dibattito in francese, a sola parola impiegata in corso in un dibattito di Gilles Simeoni che dice a Zuccarelli, povero a te, e che a dire dice di tu, e perché bon, Zuccarelli faceva come lo face contro Gilles Simeoni, e Simeone dice di tu, e in più non ha un modo che non gli corrisponde mica troppo, che mica un coso di pigliare a partire da Barcellona dicendogli povero a te, perché lui contava, diceva che lui contava bugie e a fare così. E dunque qui si vede un dibattito di un solo coso che a lingua corsa dice altra fase che un francese, e forse dirà mica una umana, ma un punto per rimbobbare su livello qui, da sapere se un giornalista bilingue corso e francese è solo avere la capacità tecnica di parlare corso e di parlare francese, quanto meglio no. Ma bon, ci sarebbe, come lo dice Jacopo, assai a fare a dire. Lei me lascia rispondere, monsieur, è stato quantunque sollecitato, se può... Allora, per rispondere all'affare di agronica di domenica, che la duetta, il contenuto nuovo che si è fatto di con settimana di luglio 2015, e dice radio che agronica di domenica di una categoria editoriale che non è mica veramente un articolo né di fondo né qualcosa, lo scopo di fare un biglietto, di dare un parere personale. Per questo qui dice fino a tanto il radio fino a così non dai noi sotto il sole, di betta ciò che si faceva prima, ciò che è stato appena noi, per semplificare l'affare, dire con settimana che tanto facciamo interviste, facendo interventi persone, e quindi noi dire importante di va bene che oggi ci approfitta, penso, di su consenso in giro a lingua corsa. Face che ogni politico oggi è contento di Nimo, forse uno o due volte, Nimo mi ha ricusato un giorno un'intervista perché gli era in corso. Un giorno ce n'è uno che mi ha detto, in più di nazionalista, un giorno uno che mi ha detto, ma capisci, se l'hai fatta in corso l'intervista faccio di meno audienza e tutto. Bon, on dice radio mica un nome perché chi non voglio mica inciampare, voilà. Ma non per portare non un genere giornalistico, a cronaca permette un biglietto che si iscrive in un quadro, una categoria d'un editoriale, e con una mica valore veramente informativo, piuttosto di dare un parere. Dopo, per settimana, ciò che si va, è veramente un articolo che è neutro e che veramente ha un valore giornalistico, e penso, perché ha un percorso appena tutta stampa, guardo di tanto guarda appena comunque, e oggi è fuori di ciò che si faceva con Pier Negrella all'epoca nella Corsica. Penso che c'è mica una produzione così in una stampa scritta, non vale mica dire che è di qualità, ma a livello di un formato non è mica qualcosa che esperta assai. Dopo so più esattamente che dire a Oman,
No, ecco, Cosmata si può mica scaricare perché ha sa responsabilità. Dopo la giornata non posso mica parlare io a nome di un giornale, manca appena. Ciò che posso dire comunque di che c'è stata una piccola progressione, si pochi mesi, pur se lo si può sempre fare di più, un progetto per mettere anche di più, ma perché c'è anche la gestione delle risorse umane, c'è anche la gestione delle risorse umane, e si vede che qui quando a formazione di DU di giornalismo bislingua c'è da essere risorse in più che dovrebbero permettere di va appena in più. Vi faccio rimarcare di noi che oggi, se voi guardate il giornale d'oggi, c'è un articolo nel locale di Bastia in corso, che è un articolo di informazione, un evento che ho coperto ieri in Bastia in corso, con un formato ebera che è mica importante assai, di qualcosa di 2000 segni, mica importante assai, ma dopo ci sapere, ci conosce il lettorato e bigo, e non sono mica persuaso che di veramente produttivo di va un articolo di 8000 segni in corso. Non penso mica che lo sia veramente produttivo. Penso che ci andrà a già prima, formati corti e trattati di tutto, perché chi lo scopo di noi più che veramente di mettere la lingua a ogni sarsa, più che il lavoro di stampa, di media di maniera generale, piuttosto di lavorare una rappresentazione della lingua che abbia di tutto, che abbia fa intervenire tutto il mondo, e di ogni campo politico, ciò che diceva prima, non si può mica pensare, in un'intervista di stampa scritta, è un giorno forse Emile Zuccarelli, come venerdì scorso, parla in una pagina sana di Alaigida, perché è presidente della commissione nazionale che è da riorganizzare Alaigida nella funzione pubblica, e penso che qualche anno fa questa affare qui non era mica possibile, ma penso che non si può anche immaginare. Ecco, per i progressi, dopo è vero che c'è un dibattito assai largo, ma ne discuteremo quando volete. Ma è pure. Ma mi scuserete, una griglia di esce una piccola stonda di udito lo stesso di nostra conferenza, sapere lingua corsa e giornalismo, per ritrovarci subito. Perché? Perché di voi decine d'anni mi pare che lo scopo numero uno di tutti quelli che si sono interessati, si interessano sempre alla lingua, è uso progresso della lingua e uso salvamento soprattutto. E da su canto i progressi sono stati poco. Un solo progresso non c'è più disprezzo di questa lingua. Pochi anni fa, quando si parlava di ulè impiega un corso, di parlare corso, certi dicevano è un patois. Anche se il patois di una lingua era un disprezzo, non si sente più questo. E questo è un progresso quantunque importante. Ma per giungere a fare che questo progresso permetti a quelli che non sono mica militanti, non si sono mica arraigati, di leggere questa lingua, c'è un spazio che è difficile a riempire, e il vostro sposto ne dà la prova e ne deve fare dimostrazione, sia per rallegrare, sia al contrario per rispondere questioni che ci vengono portare a continuare la lotta. E da questa vostra lotta deve continuare, anche se non siete mica letto, anche se i vostri articoli non sono mica letti, non fate mica statistiche. Se già la moglie qui se ne era delusa dalle statistiche per scrivere i suoi romanzi, questa me ha cessato di scrivere subito. Ma ha continuato, ha avuto ragione di continuare, e per domani è un affare che è importantissimo. E ciò le può continuare a dire annanzi, i vostri scritti, se non sono mica letti oggi, umano o umane, entreranno forse come documenti, possono essere utilizzati subito oggi come documenti. Ma per giungere a fare che il pubblico leggi, perché chi decine di anni fa già scrive corso, legge corso, ci vuole che andarci piano piano. Si può pigliare un giornale che si riceve tutti i giorni, Corso Mattino. Pigliate in toponimia i progressi
Questo non c'è mica comunque qualcosa di difficile. Come si fa che li so così lenti, così... Dice radio, c'ho cercare i nomi dei paesi. Allora sono scritti in un corso di un piccolo progresso. Non si scrivevano, che mai? È mai italiano, ma mica in francese. Scrivevano in italiano. Allora sono scritti giochi in corso. Ma perché chi non si è mica dato più un furia molto, una presa in conto di questa toponimia in lingua corsa? Questa si conosce. I nomi, allora non parliamo mica di nomi all'interiore degli scritti, quando c'è una festa per esempio, tutte e sei che hanno nomi magnifici da noi, e se San Marcello, e se Notre Dame, e di così e di là, tutto ciò che c'è un regione corso ci ne scordiamo. E così può essere fatto, senza difficoltà, sono progressi che si possono fare tutti i giorni, di maniera che quelli che hanno un colpo d'occhio, perché una linea si sente, c'ho la sente, e si sente meno per disgrazia, ma si vede, no? Si vede, e a forza di vederla, poco a poco si fica in due mente delle persone e poi noi a sviluppare poco a poco un testo. Allora, ci può essere una pagina, non trovato, sempre nel suo giornale c'era Sant'Agasta, Gorcio Sant'Agasta, che faceva questa pagina di yogi per i zidelli. I zidelli è importantissimo, ci vorrebbe forse che la ci sia una maniera di buscare qualcosa per chi è mamma e soprattutto si interessano anche a questi yogi inquisitelli e tanto il progresso sarebbe anche moltiplicato, eccetera, eccetera. Allora, una parola che mi ha fatto male intorno a ciò che avete detto ed è parlato aumentato perché ci vorrei a dire, a parlare, a tutto un dell'ordine, ma è stato troppo ricco il risposto per rispondere a tutto. Ed è parlato di iduristi, aumentato, un idurista che vuole ritrovare qualcosa perché lo capisca a tanti, perché se noi vediamo l'affare di turismo, tanto la lingua si pianta. Un Piero con un esempio. A due posto più di una volta questione in due ristoranti, perché chi, quando voi pigliate istinto, il menù, che voi pigliate ciò che è roba burcina, c'è la coppa, c'è un lonzo e poi c'è saucisson. Come è che voi dite saucisson e mica salsiccia? Ah, capito che a coppa c'è la coppa, il lonzo c'è il lonzo, si va in Italia, si va in Corsica, a salsiccia, ci vuole spiegare ai turisti ciò che è. Allora, per spiegare ai turisti ciò che è la salsiccia, si elimina il termine e baladissima in capo la lingua corta. Dunque, sono dettagli che ci vuole sapere eliminare subito. Dico questo per far passare meglio, ciò che la può essere un rapporto fra ciò che si può sentire, ciò che si può leggere, ciò che lo può portare e quello che non capisce mica, una spiegazione lì si dà, si lo dice a un turista come l'è fatta la salsiccia, non manda tanto tempo, ma mica chiama la saucisson, eccetera, eccetera. Alla fine, vedete, andiamo forse lontano, ma io sono contento di un fatto che la lingua non è più sottomessa a un disprezzo, che c'è bisogno di andarci piano, ma che già in due stampa, non parlerà di me che l'audiovisivo ha progressi a fare, è diventata la lingua di idoli. Di non c'è mica altre cose, si può dire, ha progressi a fare. Ma in due stampa, che mi concerne più particolarmente, andateci più piano, può essere, ma di una maniera generale, non parlo mica di vostri scritti in particolare, ma continuate a fare ciò che voi fate, perché chi non è mica per oggi, è per domani e di qualcosa che non c'è mica scordato. Bravo Gian Giacomo. Gian Giacomo Albertini ci la remintava ai studenti che è all'inizio. Potete cercare. Gian Giacomo lo conosciamo qui da poi parecchi, da poi sempre, ma in corti è quello che ha iniziato l'Università dei Stati negli anni 70, per prima in 73, e che è stato un po' all'inizio di rivendicazioni dell'università. Dunque, qui di noi. Giuliano, giusto per ammentati, parecchi temi di Gian Giacomo, a toponimia, a lingua di un quadretto e di un titolo, hai inviato tutto. Vai pure, dopo Romano volevi aggiustare qualcosa e poi ma principiamo ad andare verso la conclusione. Bon, a cercare di rispondere a tutto. Allora, Belasiura a lotta, come voi deve continuare, pur se, in tanto che giornalista, non so mica, non hai merti a militante. So qui per cercare di dare a Ugo un spazio che è stato iniziato prima da una formazione dell'università, ma so qui per cercare di dare un spazio alla lingua in un media di stampa regionale quotidiano. E beh, ragazzi, è difficile di cercare a maniera
di droit soprattutto a maniera di dare auguro di più spazio perché chi la metà di origine ci sono parecchie difficoltà, soprattutto per avere il lettorato, cioè cercare i formati che corrispondono. E per ciò che vuoi non ha un disprezzo della lingua, che oggi non è più una lingua disprezzata da stronde. L'affare di un patois che va diventato, oggi non si ne sente più parlare, basta guardare che io girato che la lingua oggi è diventata una specie di politicamente corretto. Un trova di più oggi che chi sia chi ha responsabilità politiche o responsabilità sociali importanti, andare, non andare, un media, oppure un chiarudio a dire che chi sia, bon, la lingua, ce patois, è finita. È finita e per qui già è un'avanzata importante. Io prima a fare usionde non a di marcia, non a di marcia da buonimia, e per lì abbiamo cercato ed è visto che subito o l'indomani quando abbiamo firmato a Gertu, la di lingua corsa di luglio scorso matin ha cambiato l'inquadramento girato simbolico di un giornale. Allora non avete più solo avete i nomi di luoghi che sono in corso e in francese, in corso e più tu avevo un cedo volentieri. Ciò che tocca a ciò che abbiamo commentato prima, non ha i yogi di Sant'Ugasta, e per c'è un formato che manca. Un formato che manca oggi, si montrasce i rivlette senza balizzare i segreti interni di redazione, si montrasce i rivlette per fare intervenire a oggi di maniera regolare nel giornale, per vedere come si può aggiustare una produzione originale e addirizzarsi a un pubblico nuovo. Ma ci ha rammentato quantunque che non abbiamo mica aspettato di avere partenariato qualcosa con un dominio associativo per andare a cercare generi nuovi di espressione giornalistica. Abbiamo commentato prima, ad esempio, questi a Gronighetta, non alla fare di scienza, di ciò che si può fare, è vero, non è mai abbastanza, ma dipende da una politica editoriale e penso che ciò andrà piano piano e se domani c'è veramente una domanda importante e forte, il giornale penso che andrà nello stesso senso, non vedo mica perché avrebbe di noi interesse a andarci. E per questo che penso che ciò che sarebbe importante è veramente di trovare pubblici nuovi, forse per via di simili di espressione, yogi, scusate, i formati che possono essere giocati per la scuola, penso che può permettere di trovare un lettorato nuovo, forse più giovane, perché chi c'è di noi l'importanza di cominciare a rivellare un rinnovo di un lettorato di Corse Matin e di stampa di maniera generale. Dopo, di ciò che è diventato turismo, allora è vero, bon, di che cosa ci tenere conto perché chi a Uigi, bon, io sono mica qui per piattarmi da affari economici né considerazioni finanziarie. Il turismo ha un peso economico che non è mica solo per il ristorante e per l'hotel. Ok, e la ringrazio a tutti. Due parole per concludere appena questa scienza ricchissima, ricchissima e da un punto di vista di problematiche che sono stati pisati è veramente un gran ringraziamento che noi ti abbiamo perché francamente c'è da sviluppare un po' di affari qui. Io ritengo un po' di affari per l'università per esempio, su bisogno di costruire insieme. Penso che ci andrà al di là di i linguisti e l'università che costruiscono la neologia e la lingua professionale d'oggi. Penso che c'è un tireteni, un passeveni tra quelli che usano dopo i 30 anni questa lingua professionale, l'insegnante e i media per più, ma forza che a noi altri qui su quadro di riferenza comune da costruire insieme. Tutta l'idea di un progresso e tutta l'idea di una diglossia che è assai più sottile, ma che è sempre qui attraverso un po' di affari, Romano da specialista l'ha incalcata, un po' di affari
come per esempio un soggetto che non è mica stato ammentato, ma che mi pare di primo assai, è a mancanza di giornalismo culturale, venerdì che oggi manchiamo attraverso la stampa in generale, un ritorno che c'è nella produzione letteraria, cantata, estetica in generale, che tocca la lingua corsa e qui sa... Bon, è un altro dibattito, ma a tempo tutto non si può mica dire, ma assai cose sono stati ammentati e sul ritorno qui sul riassunto. Ecco, noi abbiamo filmato un momento, sarà messo in linea appena più tardi. Rammento che a settimana che viene, sul momento qui, che è un momento di contenuto di corsi e di programma per voi altri licenzi di studi corsi, non ci sarà mica, saltiamo una settimana, perché è chiappo lo spazio da manifestazioni, che siete conviati tutti di sicuro, di Le Belles Lettres, sapendo che un martedì a un'ora e mezzo, dopo mezz'ora, facciamo un dibattito giusto appunto tra lingua, corsa, musica e letteratura, con Giacomo Chier, Giacomo Vusina, Brandon Andreani e Deo qui in giro a tavolino. Dunque appuntamento martedì se voi siete comodi, se di no un Marco Riaduiuro non ci sarà mica a conferenze abituali, dunque mica corso ma manifestazioni culturali in giro alle Belles Lettres. Appuntamento dunque a 12 per un'altra stonda in giro a Patrizia Cadagega e l'Acqua Torbia, problematica di argomento sempre in corso, dunque tranquilli, e dopo c'è un altro appuntamento, un altro programma video la rete con i pittori corsi. Vi prego una bella giornata e alla prossima. Ringraziamo.